persona per aver impedito lo sbarco di 147 migranti nel 2019. Che dire, Giovanni Sallusti con un certo understatement che ho molto apprezzato, dice: ma in effetti perché dovremmo occuparci di quisquilie quali appunto lo Stato di diritto, la separazione delle carriere, la riforma della magistratura, quando appunto i giornaloni si occupano di Tony F. È inutile dire che naturalmente la sua è chiaramente un'amara ironia alla quale mi associo, perché c'è semplicemente da piangere davanti a tutto questo. Comunque, cosa ha fatto Salvini quest'oggi nel mentre che insomma attendeva la sentenza? La DN Cronos ci racconta che nel pomeriggio Salvini ha visitato a sorpresa insieme alla fidanzata Francesca Verdini Palazzo dei Normanni a Palermo, sede dell'Assemblea regionale siciliana. È stato accompagnato dal deputato questore della Lega, Vincenzo Figuccia, nella sala Montalto, dove è stata inaugurata pochi giorni fa la mostra su Picasso. E poi un passaggio alla Cappella Palatina. Il vice ministro ha poi visitato le sale Mattarella e La Torre e salutato il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Sì, buonasera Antonino, buonasera. Ciao Antonello Dal Veneto. Antonello. Sento molta aspettativa per questa sentenza in cui è coinvolto un ministro della Repubblica. Ebbene, io personalmente, ti dico francamente, cosa mi devo aspettare da questa sentenza? Ma è semplice. Mi devo solo aspettare, non se Tizio mi piace o non mi piace, se lo odio, se invece lo esalto. Mi devo aspettare di sapere da questi cervelloni della giurisprudenza se questo ministro, in quello che ha fatto, in ciò che ha, diciamo così, eseguito o fatto eseguire, ha rispettato o non ha rispettato la legge. Tutto qua. Il resto è solo fuffa. Per cui questi carissimi giudici devono solo dire al popolo italiano: guardate che questo ministro ha o non ha rispettato la legge nel modo in cui ha interagito con questa problematica, e poi ci spieghino chiaramente dove sta il rispetto o il mancato rispetto di un articolo o di qualche articolo delle norme di legge. Questo c'è solo da aspettarsi, niente di più. Antonello, io ti ringrazio della tua telefonata, però permettimi di non essere d'accordo con te, perché io ho qui il sussidiario.net che si è occupato della cosa quest'oggi, e adesso nella mia confusione abituale dovrei riuscire anche a ritrovarlo, perché l'ho anche stampato quest'oggi, quindi da qualche parte ora lo ritrovo, eccolo qua. E il discorso in realtà è un discorso, tu dici, però ci devono dire se ha rispettato o no la legge. Momento, non è soltanto questo, caro Antonello, c'è anche un sottotesto che è quello che elencava a grandi linee lo stesso Giovanni nel libro Veramente, il direttore responsabile Giovanni Sallusti, cioè c'è anche un dibattito di fondo sul ruolo, come possiamo dire, della magistratura, sul rapporto e il dialogo tra la magistratura e la politica, perché qui è dal 1992 che va avanti questa storia. E sapete che vi dico? Che forse, anzi senza forse, che il buon vecchio Silvio, quando diceva certe cose, forse non aveva tanto torto. Comunque sono arrivate alcune zappe, ora ve le leggo. Sì, procedi pure. Raul da Cesano Maderno: ciao Antonino, in caso di assoluzione ci può essere un ricorso agli altri gradi di giudizio? Approfitto per darti un abbraccio e fare tanti auguri a te, tutta la radio e agli ascoltatori. Allora Raul, intanto
l'abbraccio e gli auguri sono ampiamente ricambiati. Sì, la procura potrebbe tranquillamente impugnare la sentenza di assoluzione e quindi si andrebbe al secondo grado. Poi ancora, se condannano Salvini, facciamo sì che la sentenza diventi un boomerang, accogliamo tutti e poi riempiamo i treni clandestini diretti in tutta Europa. Si faccia casino, Antonio. Antonio, ma tu lo sai che a Ventimiglia sbattono giù le donne incinte dai treni, gli amici nostri francesi, quelli che ci vogliono tanto bene? Ancora, Ambrogio, lo scandalo non sono i deliri della Salis, ma scandalosi sono quelli che sono corsi in massa a votare per portarla sugli scranni europei facendola scarcerare. Povero popolo italico che ha, diciamo, un po' di fanfulle nel cervello. Va bene, adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora io saluto l'onorevole Tiziana Nisini, buonasera, ben trovata. Buonasera, ben trovati. E allora, emendamento sulla flessibilità in uscita, questa potenzialità, se non sbaglio, di andare quindi in pensione a 64 anni, giusto? Esatto. Ma la novità assoluta nella storia della previdenza italiana non è tanto l'età, ma il fatto che si potrà accumulare la previdenza obbligatoria, quindi la classica pensione, con la previdenza complementare, ossia utilizzare parti della renta derivante da fondi pensione. E questo consentirà soprattutto a chi, ed è una misura per chi ha il sistema contributivo puro e quindi con degli importi versati molto inferiore rispetto al calcolo della pensione, molto inferiore rispetto a quello che era il calcolo retributivo. E questo consentirà una platea molto più ampia con il sistema contributivo puro di andare in pensione in maniera agevole e anche a un'età di 64 anni. Ci vorranno 25 anni di contribuzione perché abbiamo visto che la misura a 64 anni, età anticipata per la pensione con 20 anni di contributi, non ha avuto adesione da parte del sistema contributivo puro, quindi la possibilità per chi non ce la facesse di andare a 64 anni col contributivo è data dal cumulo della pensione complementare, della previdenza complementare. Chiaro. Ecco, onorevole, però sento che lei è in aula, cosa state... Siamo in aula, stiamo votando gli ordini del giorno sulla legge di bilancio, stiamo concludendo la legge di bilancio che terminerà stasera intorno alle 22:30, dove è inserito proprio questo emendamento dell'uscita anticipata a 64 anni. Molto bene, molto bene. Senta, c'è un'altra diciamo così, come può evolvere il sistema del welfare in Italia, secondo lei, in questo caso? Non l'ho sentita, come può evolvere? Come può evolvere il sistema della previdenza sociale, delle pensioni? Perché è chiaro che una volta risolto, diciamo, chi può andare in pensione a 64 anni, per noi nati dal 1980 in poi, mi ci metto anch'io, invece significa pensione a 70 anni. Riusciremo anche noi a vedere la pensione, punto uno, e magari prima dei 70 anni? Allora, innanzitutto questa misura è fatta proprio da chi ha cominciato a versare contributi previdenziali dal 1 gennaio 96. Allora, il nostro obiettivo è comunque dare opportunità a tutti di andare in maniera agevole a 64 anni, quindi ampliare anche questa misura. Il nostro obiettivo, l'obiettivo della Lega è quello di portarla nella prossima legge di bilancio e aprire a tutti queste opzioni. Il tema del sistema previdenziale è un tema molto delicato, perché chi è in pensione oggi si trova la pensione pagata da chi lavora oggi. Quindi certo, c'è un tema di calo della demografia, c'è anche un tema di occupazione. Vero è che con questo governo e anche gli ultimi dati certificati dall'ISTAT mettono in evidenza quanto l'occupazione sia arrivata a percentuali storiche, così come la disoccupazione così bassa non era mai stata. Un dato positivo è il dato dell'occupazione giovanile, che rispetto al mese precedente è diminuita di 1,1%, quindi attestandosi al 17,7%. È una percentuale che ci soddisfa? No.
Allora, quello che dobbiamo fare per rendere sempre più sostenibile il sistema previdenziale è che ci sia più occupazione, quindi ci siano più lavoratori che versino i contributi previdenziali, che ci siano sempre più giovani che riescano a trovare un lavoro, non solo un lavoro punto, ma un lavoro di qualità. Rispetto al passato la ricerca del lavoro è cambiata totalmente, mentre in passato si cercava in particolar modo il posto fisso, ora si cerca un lavoro di qualità mettendo al primo posto una miglior conciliazione tra vita privata e lavoro. Tant'è che nella legge di bilancio proprio per i giovani, per incentivare i giovani anche a spostarsi, ci sarà un contributo in tema di fringe benefit, un contributo di 2 anni fino a 5.000 euro per anno per chi sposta la residenza oltre 100 km per il nuovo posto di lavoro. Fringe benefit saranno dedicati a tutti i lavoratori con degli scaglioni diversi, quindi fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli e 1.000 euro lavoratori senza figli. E poi è stato reso strutturale anche il taglio del cuneo fiscale fino a 7 punti percentuali per i redditi fino a 25.000 e 6 punti percentuali per i redditi fino a 35.000. È stato potenziato il bonus asilo nido e ci sarà anche un bonus per i nuovi nati. Sono tutte misure che vanno a sostegno soprattutto delle fasce più deboli, quindi con i redditi più bassi, proprio per migliorare anche la qualità della vita, consapevoli che tanto altro si deve fare e comunque la riforma delle pensioni è un obiettivo di legislatura. Ora sono trascorsi 2 anni. Questa opzione, questa misura inserita dalla Lega, portata avanti da me che sono prima firmataria, ma con un grande lavoro del sottosegretario Burigone e del ministro Giorgetti, dà un'opportunità importante, ma soprattutto aiuterà a colmare anche le pensioni basse, dando la possibilità di aggiungere anche parte della rendita dei fondi pensioni per arrivare almeno a 3 volte l'assegno minimo. L'assegno minimo è 534,41 euro, si andrà in pensione a 64 anni se si avrà una pensione di 1.600 euro. Questo è il tema, andare in pensione più presto, ma andare in pensione anche con un importo adeguato per consentire una vita dignitosa. È un percorso lungo, questa misura è importante, cercheremo di ampliarla anche nella prossima di bilancio, quindi la legge di bilancio 2026, consapevoli che il sistema pensionistico va riformato ed è comunque, come ho detto prima, rimane un obiettivo di legislatura e questo governo, in particolar modo il sottosegretario Durigon, che ricordiamo tutti quanto si era speso anche nel Conte 1 con quota 100, sì. Insomma, stiamo lavorando proprio per arrivare a trovare delle soluzioni che permettano comunque alle persone di andare in pensione ad un'età adeguata, ma soprattutto con una pensione dignitosa. Per far questo dobbiamo portare avanti tutte quelle misure che già abbiamo reso strutturali per aumentare l'occupazione, per ridurre il numero degli inattivi, e quindi sono quelle persone che non lavorano e neanche cercano lavoro, che ancora hanno, racchiudono una platea ancora troppo importante, quindi stiamo lavorando anche a quello con incentivi alla formazione, stiamo cercando di supportare le aziende attraverso dei percorsi formativi nuovi che stanno creando sinergia tra mondo dell'istruzione e mondo delle imprese, proprio perché questa sinergia è importante per colmare il mismatch tra domanda e offerta. Dal 18 dicembre inoltre la piattaforma per la ricerca del lavoro, che prima era dedicato solamente a coloro i quali percepivano dei sussidi come la NASPI, la DISCOL, dal 18 dicembre sarà aperta a tutti, proprio per dare opportunità anche ai giovani di entrare nel mondo del lavoro. Molto bene, allora io la lascio a quest'ultima galoppata, parlamentare, e poi ci ritroveremo dopo Natale. Le faccio tanti auguri. Tanti auguri anche a voi e grazie come sempre. Grazie. Grazie ancora, buon lavoro e buona serata. Qui Parlamento. E rieccoci, noi adesso andiamo in pausa e poi Enzo Iannacci, Ci vuole orecchio, 1980, tra poco.
Te la linea. Grazie Lorenz, bisogna avere orecchio, cantava Enzo Iannacci nel 1980 e stasera abbiamo orecchie e altoparlanti bene aperti perché naturalmente questo è Zoom alle ore 18, 36 minuti e 5 secondi in edizione speciale proprio perché stiamo aspettando da Palermo la sentenza di primo grado del processo che vede imputato il vice premier nonché ministro dei trasporti e segretario della Lega Matteo Salvini. Allora, bella gente, per rispondere al nostro Antonello che diceva i nostri, vi ricordo sempre 340 670 9659 per le zappe o WhatsApp, se volete telefonare 029294 7222. Antonello poneva nella sua telefonata un tema molto interessante, cioè lui diceva ma alla fine i giudici ci devono soltanto dire se Salvini ha agito bene o ha agito male, se ha rispettato la legge oppure no. Attenzione, il sussidiario.net, caro Antonello, rispondo a te, ma credo che ti ringrazio perché questo offre la possibilità di un approfondimento. Il sussidiario.net ha sentito l'avvocato e professore ordinario di costituzionale all'Università del Salento, il professor Mario Esposito. E allora sentite cosa scrive il sussidiario. In caso di condanna di un ministro della Repubblica, addirittura di un vice premier come in questo frangente, vi potrebbero essere elementi di riflessione e dibattito che sfociano direttamente sul rapporto tra potere politico e giudiziario. Attenzione, quindi non è solo dire ha rispettato la legge oppure no. Dice il professore Esposito, non ci sono i presupposti per l'applicazione della Severino, ma il vero punto della questione è capire quali limiti vi siano davvero per l'azione giuridica di un magistrato, specie se quell'atto sfocia in una decisione politica come la difesa dei confini e territorio di un paese. E continua. Il caso Salvini Open Arms, dice il professore Esposito, chiedo scusa all'ascoltatore che è in coda, finisco di leggervi questa cosa perché credo vi interessi. Il caso Salvini Open Arms è esemplare in quanto l'oggetto del giudizio è un atto specifico politico di un governo, ovvero appunto la garanzia dei confini dall'immigrazione irregolare. Non esiste in Costituzione un diritto all'ingresso irregolare in uno Stato estero, riflette il docente entrando nelle pieghe della lunga vicenda Open Arms. Occorre capire, secondo il professore Esposito, se vi sia ancora garantita la necessità di un atto politico che non possa essere sindacato dal potere giudiziario. Non tanto per il dolo, il giudice rischia di diventare non tanto per dolo, il giudice rischia di diventare ingerente delle prerogative essenziali tipiche della sovranità politica. In sostanza non è un problema di garanzia giurisdizionale, ma è proprio un problema di limite giuridico che la Carta garantisce. Se i poteri sono separati, non significa che siano tutti sullo stesso piano, altrimenti il potere dei magistrati andrebbe a sconfinare senza tra l'altro doverne rispondere a nessuno. Quindi come potete ben vedere il discorso è molto delicato, ma c'è una telefonata, pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Ciao Marco, e allora? Approfitto per fare gli auguri a te e a chi ti vuol bene. Di buon Natale e di felice anno nuovo, se non ci sentiremo da qui al 25 dicembre o da qui al 31 dicembre. Allora, io mi sono sintonizzato tornando a casa un quarto d'ora fa, proprio quando stava parlando Antonello, mi sembra, dal Veneto. Sì. Allora, per me semplicemente stiamo assistendo e qui dirò qualcosa che magari sulla quale non potrei essere d'accordo, non sarei d'accordo con me. Semplicemente noi abbiamo la magistratura che sta diventando il paladino del sistema dominante. Noi lo abbiamo visto in occasione, ad esempio, delle elezioni in Romania, dove la magistratura ha invalidato le elezioni del nuovo presidente, supponendo un'ingerenza della Russia. Lo abbiamo visto, ad esempio, anche in Georgia, lo abbiamo visto nelle ultime elezioni in Francia, quando contro la Le Pen si è scatenato tutto il possibile e l'immaginabile, tant'è che la Le Pen è sotto processo ancora adesso. Io non vorrei che anche nelle prossime elezioni o francesi o tedesche, eccetera, salti fuori qualcosa che finisca per invalidare le elezioni perché la magistratura tiene al potere dominante.
Allora, il potere dominante qui, noi della Lega, io sono un leghista dal 1990, non militante perché lo sono diventato alcuni anni dopo, ma ho cominciato ad appassionarmi alla politica quando ero ancora un ragazzo, poco più che un ragazzo. Allora, contro di noi della Lega sono sempre stati scatenati tutti, ok? Vabbè, finché si tratta dei media, eccetera. Poi abbiamo visto, ad esempio, il trattamento che è stato riservato a Bossi, il trattamento dei 49 milioni che ci hanno rifilato negli anni scorsi, assurdi, perché poi ci hanno addirittura concesso o permesso di pagare in non so in quanti decine di anni il debito, che comunque è tutto il resto. Comunque la faccio in breve. Allora, se ne è detto di tutto e il contrario di tutto. Le stesse operazioni che ha fatto Salvini sono state fatte successivamente dalla Lamorgese in molte più situazioni, e contro il ministro dell'Interno successivo a Salvini non è stato alzato un dito. Quando non è stato alzato un dito nemmeno contro Conte e contro l'altro ministro Toninelli, che lavoravano di concerto con Matteo Salvini. Allora, adesso non si vuole, adesso la magistratura vuole impedire alla Meloni di fare il suo corso. E come lo fa? Facendo magari condannare, facciamoci le corna, speriamo di no, Salvini come monito, come dire, guarda, non metterti contro di noi, perché noi altrimenti troviamo il modo per farti stare zitta e fare la brava cuccia. Io non vorrei, chiudo di nuovo, che la magistratura fosse l'argine invalicabile del sistema dominante che impone alla politica di stare nei binari che sono stati stabiliti 10, 15, 20, 30, 50 anni fa. Anche contro Trump è stato provato di tutto, però quelli sono gli Stati Uniti. Qui siamo in Italia e sappiamo che le cose girano in maniera diversa che negli Stati Uniti. Vi lascio riflettere a tutti quanti. Grazie Antonino, di nuovo. Ciao. Grazie a te. Beh, ma sai, Trump nella sua intervista a Time ha detto chiaro che lui è pronto a fare nuovi campi di accoglienza per l'espulsione di tutti i migranti che non siano in regola con la legge, che non intende tenerceli dentro 20 anni e, come puoi immaginare, nessuno in America lo mette sotto processo per questo. Visto e considerato, e qui ti rispondo anche qua con le parole del professore Esposito, costituzionalista dell'Università del Salento. Ecco, la chiosa di Esposito al sussidiario.net fa ben comprendere la posta in gioco anche oltre la sentenza. Se tu intervieni su una sfera di atto politico puro e non rispondi politicamente, chi è il sovrano? Quello che ha fatto l'atto politico o quello che ha condannato il suddetto? Una condanna del genere rischierebbe di far andare indietro di decenni l'evoluzione giuridica italiana, riportando, ecco qua Marco, riportando per ministri e attori politici il rischio di responsabilità penale per le proprie azioni, sostituita in epoca moderna, giustamente, dalla responsabilità politica di dover rispondere agli elettori. C'è insomma un rischio che il potere giuridico diventi il potere più potente che esista. Vogliamo mettere in mano ai giudici anche le scelte politiche? Conclude l'esperto costituzionalista. Lo chiedo a voi, volete mettere in mano ai giudici le scelte politiche? Perché qui i casi sono due. O il potere un domani di dire vabbè, ma te è stato bello, ma ministro anche no, ti boccio, voto un altro. E questo è un potere che dobbiamo avere noi, cittadini italiani. Oppure, caso B, qualcuno con la toga prende e dice no, caro Matteo, non va bene così. Io ti mando fuori dal gioco politico. Chi è che lo deve decidere? Noi o loro? Questa è la domanda. Loro, che poi siamo sempre lì. Qui non stiamo parlando della magistratura come di un corpo politico o di un corpo che è teso a fare la guerra alla politica. Stiamo parlando di una piccola minoranza rispetto alla stragrande maggioranza dei giudici che fanno il loro lavoro, e penso anche a quelli che rischiano la vita per combattere le mafie, eccetera, eccetera, eccetera. Qui non stiamo dicendo che la magistratura è la sentina di ogni innequizia, non ci passa manco per la testa. Però attenzione, qui c'è il rischio che una parte politicizzata della magistratura commetta qualcosa che da un punto di vista proprio di gestione della cosa pubblica non ci sembra molto corretto. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, chi è là?
Pronto? Ciao Antonino, sono Rosanna da Milano. Cara Tanto Rosanna, ben trovata. volevo farti gli auguri di buone feste a te, la tua famiglia e tutti quelli della radio. Poi volevo Con dirti che molto a me piaci affetto. tantissimo, tanto da morire. Io vorrei Cosa? che avessi più spazio nella radio, perché Sì. mi dai una sicurezza, guarda, micidiale, non sai come aspetto la tua voce. Guarda, è una cosa, guarda, non saprei neanche come dirtelo. Mi fa tanto piacere e vorrei che avessi più spazio. Poi volevo chiederti una cosa, Sì. quanto riguarda a Salvini. Se dovesse essere non condannato, ovvero assolto, Sì. la controparte, cioè l'accusa, La Procura di potrebbe fare Palermo. ricorso? Visto Sì, che è lo la può sentenza fare. di primo grado, Puoi impugnare la sentenza, sì signore. fino al secondo, ma a me è una cosa infinita questa. No, il processo è in 3 gradi, primo grado, È secondo in 3 grado e gradi, Cassazione. c'è il secondo grado e poi c'è il terzo grado, ma qui non ne Ma la veniamo più a Cassazione, casa. attenzione, la Cassazione però non è che il processo si fa per un'altra volta. La Cassazione si dice giudice di rito e non di merito, cioè la Cassazione non deve dire Salvini ha rispettato la legge oppure no. La Cassazione deve rispondere a un'altra domanda, che è questa: Salvini è stato processato come il codice di procedura penale prevede oppure no? Quindi quello lo mettiamo da parte, quello è proprio l'ultimo grado finale. Resta il fatto di capire, e queste sono tra l'altro le garanzie che ci sono nel nostro sistema giuridico: 3 gradi di giudizio, 2 di rito, 2 di merito e 1 di rito. E Ma, quindi sì, può succedere che stasera Salvini venga assolto e la Procura di Palermo annunci l'impugnazione della sentenza. mamma mia. Va bene, d'accordo. Grazie Antonino. E tanti Prego. auguri di nuovo. Grazie mille. Ciao. Grazie ancora. Di nuovo. Allora, andiamo a vedere un po' queste zappe che avete scritto, perché vi vedo molto caldi. Allora, sempre Raul da Cesano Maderno, che anche lui mi aveva chiesto se la sentenza potesse essere impugnata in caso di assoluzione. Grazie per la risposta, questo dà più forza a ciò che penso. Si rischia di portare avanti questo processo per anni in attesa magari che causa lo stress, tensione e preoccupazione l'imputato potrebbe ammalarsi o avere problemi di salute. Oh, facciamo le corna però, Raul, e che cacchio. D'altronde non sarebbe la prima volta. Ancora, tocchiamo ferro. Poi Silvio da Torino: no, se c'è una legge che condanna un ministro che ha fatto il suo lavoro come Salvini, allora quella legge va cambiata subito. Ancora Pego da Venezia: se condannano Salvini già da stasera dobbiamo scendere in strada. Nicola: buonasera Antonino, la mia opinione è che la sentenza di oggi non servirà a niente, perché che sia colpevole o innocente si risolverà solo dopo il terzo di giudizio, in quanto sicuramente sia la difesa che l'accusa ricorreranno. La sentenza di oggi servirà soltanto a far decadere Salvini alla carica di senatore, come si prefigge la sinistra, e in caso di condanna oggi a chiederne a larga voce le dimissioni da ministro e fare un po' di baccano. Questa è la mia opinione. Cordiali saluti a Nicola. Beh, sai Nicola, non mi pare illogico quello che tu dici. Può anche darsi che questa sentenza venga sfruttata, anzi possiamo togliere pure il può anche darsi. Questa sentenza sarà sicuramente sfruttata su un piano politico e allora a maggior ragione vedete che qua è un cane che si morde la coda. A maggior ragione sarà sfruttata su un piano politico per dire Salvini dimissioni, che poi in questo paese si è innocenti fino a sentenza definitiva, e la sentenza definitiva o arriviamo alla Cassazione, quindi sono stati esauriti tutti i mezzi di impugnazione della sentenza, oppure molto semplicemente stasera lo assolvono e la Procura di Palermo rinuncia a impugnare la sentenza, decorrono i termini e a quel punto lui è assolto, basta, la questione è chiusa. Cioè, può anche succedere questo, non lo so se succederà. È chiaro però che sentiremo la Schlein e soci a dire sì, deve andarsene, basta, solite storie.
Cesare, buonasera Antonino, un augurio di buon Santo Natale a tutta Radio Libertà, anche a te amico mio. Poi Maurizio, ciao, continua il complice silenzio di Mattarella, come referente CSM il suo stuolo di soldati togati, nulla di nuovo. Recuperiamo la giustizia della frontiera americana, altro colpo di stato silenzioso sempre con Mattarella. Reagiremo, Maurizio? Scusami, la giustizia della frontiera americana, che dobbiamo fare? Dobbiamo impiccare i ladri e i bari nelle piazze o avere i bounty killer tipo per qualche dollaro in più. Lasciamo queste cose ai film di Sergio Leone, che è molto meglio, dai. È vero però che il Presidente della Repubblica in tutto questo sta tacendo, sta molto tacendo, e anzi si è premurato nei giorni scorsi di ricordarci che l'articolo 10 della Costituzione, il cosiddetto trasformatore automatico del diritto internazionale, e beh sì, però tutto sommato c'è l'accoglienza, c'è il dovere di accogliere qua e là. Poi ti arriva un altro costituzionalista che invece viene e ti dice che in Costituzione non c'è il diritto all'ingresso irregolare nel nostro paese. Vedete com'è la vita. Quindi come vogliamo fare? Che vogliamo fare? Questa è la storia. Vedete, qui si sta giocando una partita, torno a ripetere, che va al di là del mal capitato Matteo Salvini, perché in questo caso è proprio mal capitato, visto quello che gli è toccato negli ultimi 3 anni. Cioè la partita è al di là della figura politica di Matteo Salvini, è al di là della sua esperienza politica, è proprio un discorso di equilibrio tra i poteri. E quindi è una partita che si muove a un livello superiore rispetto al semplice processo che si sta per concludere in quel di Palermo. Ed è questo il punto su cui questo governo dovrebbe riflettere soprattutto. Perché stasera, assolto o condannato che sia Matteo Salvini, resta sempre un fatto. La responsabilità dei ministri è politica e dunque va davanti agli elettori, cioè a me, a te che voti a sinistra e che non sei d'accordo con quello che dico io, a te che invece sei d'accordo con me, eccetera, a te che t'astieni e dici sono tutti uguali, mi fate tutti schifo, oppure la responsabilità è davanti ai magistrati. Ma se passasse questo principio domani, che cosa succederebbe se un governo, per esempio, inasprisse le pene, che ne so, nel caso, oppure venisse abolito l'ergastolo di 30 anni, venisse un governo e dicesse no, basta coi 30 anni, l'ergastolo diventa ostativo per tutti, se te lo buttano, fine pena mai, fine. Allora dopo la responsabilità del ministro della giustizia che dicesse vabbè ragazzi adesso facciamo sta modifica al codice penale e imponiamo l'ergastolo ostativo per tutti, quindi non più 30 anni a qualcuno e a qualcun altro nei casi più gravi fino a pena mai. Lui ne risponderebbe a me, a te, a tutti quanti siamo noi altri, o ne risponderebbe soltanto a un gruppo, ripeto, minoritario dentro la magistratura, a una realtà politicizzata, quello che volete voi? Avrebbe il diritto di intervenire, di agire su una responsabilità, come dice il professore Esposito dell'Università del Salento, ci potrebbe essere il sindacato del potere giudiziario anziché quello degli elettori? Io dico di no. Io dico che in una democrazia libera e moderna il sindacato politico sull'operato politico di un governo è degli elettori. Allora poi ci sediamo, discutiamo, sono d'accordo, non sono d'accordo, tu sei così, tu sei cosà, ci pigliamo pure a male parole, ma deve essere una questione politica. C'è un'altra telefonata allo 0292947222. Pronto, chi è là? Sì, caro Antonino, ritorno Poi, Antonello, sul punto dimmi. in cui ci siamo lasciati. Mi dispiace che non abbiamo potuto continuare. Allora, a mio avviso, il discorso è proprio questo. Se Salvini non ha violato la legge, tutto il resto, questione o non questione politica, cade tutto automaticamente, ovvero anche se ha violato la legge. Per cui, vedi, il dilemma di fondo è questo da accertare: dei giudici onesti, sopra le parti,
sono in grado di dimostrare a me, cittadino italiano, che questo o quel ministro in quello che ha fatto, ha ordinato di fare, ha o non ha violato la legge? Punto di domanda. Il resto è tutta una naturale conseguenza. Anche perché, vedi, quello che trovo poi anche scandaloso è che addirittura ci sia una procura, ma che può essere veneta, milanese o calabrese, che va a impugnare, quindi a ricorrere contro una sentenza emessa dalla stessa magistratura. Ma non ti pare che c'è qualcosa che è profondamente arrugginito? Cioè, se dei giudici hanno sentenziato che Tizio Caio Sempronio ha o non ha violato la legge, perché devo vedere che la stessa procura formata da giudici mi vada a ricorrere contro quella stessa sentenza di giudizio? Ma è una cosa inconcepibile. Capisco un altro che può fare un ricorso. La procura si occupa di fare le indagini, civile. Poi ci sono i magistrati che sono incaricati di giudicare. E se la procura appunto ritiene che quella sentenza non sia accettabile dal suo punto di vista, siccome ha il dovere di indagare, a quel punto deve esercitare l'azione penale. Caro Antonino, ma se i giudici mi dicono, caro procuratore, Tizio Caio non ha violato la legge in quello che ha fatto, e allora perché devono continuare a indagare? Non ha senso, capisci il punto? Ecco. Ma allora qui dovevamo fare, come era stato proposto al tempo di Berlusconi, se ti assolvono in primo grado, basta, la sentenza diventa automaticamente definitiva e con questo anche togliamo lavoro ai tribunali. E tendenzialmente io sarei d'accordo anche con Antonino, non sto dicendo che non ci sia la possibilità per le parti civili, tipo io sono stato vittima di un incidente, non sono contento della sentenza e faccio ricorso, ok, ma che il ricorso lo vada a fare il procuratore al quale un giudice di una corte gli dice che Tizio non ha violato la legge, no, allora qui c'è qualcosa che non funziona. Capisci la differenza? Ma il punto è che però tu non puoi bloccare l'azione penale in questo modo, cioè il fatto è questo, c'è un ramo giudicante e un ramo inquirente. Il ramo giudicante fa la sua parte nel primo grado, siccome è un sistema con 3 gradi, necessariamente quindi anche la procura ha il diritto di salire negli altri gradi di giudizio. Se ritiene di avere elementi che permettano di impugnare la sentenza, perché può anche darsi che quegli atti, quegli elementi che vengono addotti per l'impugnazione non valgano per procedere nel secondo grado di giudizio. Ma detto ciò, resta sempre un fatto. Antonino, forse non mi vuoi capire. Se il ricorso lo farà la Open Arms, va bene, è una parte o gli stessi che erano su quel battello. Ok, va bene, questo lo capisco, ma non capisco che il procuratore, quello che ha dato origine a tutto quanto, all'accusa, vada a fare ricorso in un giudizio in termini di legge che ha fatto un tribunale dove dice guarda che Caio non ha violato la legge. Ecco, questo che è il punto sottile che vorrei che si capisse. Ma quello è il primo grado, scusa, perché non potrebbe fare ricorso? Ma perché ha i suoi stessi colleghi nell'ambito della giustizia. Ma quelli sono colleghi che lavorano in un altro non ha violato la legge. settore. Lascia Quindi che dov'è il facciano il problema? Mica gli ricorso, manca di lascia rispetto. che lo facciano gli Open Arms il ricorso, o quelli che erano sul barcone, o il vigile che si è sentito male perché non ha potuto soccorrere Tizio Caio, ma non un procuratore. Capisci il punto? In Italia però funziona così, che ci posso fare? Ma qui è il nocciolo che bisogna. Comunque ritorniamo da capo, che vedi, Dimmi. Se il giudice dirà che il ministro, che chi che sia in questo caso, Tizio Caio, non ha violato la legge, questo io mi aspetto come cittadino, perché allora vuol dire che il problema di fondo sono le stesse leggi che vanno riviste e cambiate, perché sono passati tanti anni. Non si può invocare
il diritto del mare sul soccorso di un naufrago come una motivazione valida per dire venite ad Oremus. Ma non ha senso, dai Antonino, è qua il nocciolo. È la legge sbagliata, bisogna cambiarla, perché è stata violata una legge purtroppo in vigore anche se è sbagliata, oppure non è stata violata una legge in vigore che è da tempo, e questo è il nocciolo di fondo per conto mio. Grazie Antonino per l'attenzione, grazie. Grazie a te, pausa e torniamo con The Fantastic Oceans, Moving Cruising 1981, che è la sigla del film Chi trova un amico trova un tesoro. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea. Grazie Lorenz, le 19, 4 minuti e 54 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questo speciale in attesa della sentenza di Palermo su Matteo Salvini. Allora abbiamo una telefonata in attesa, pronto, chi è là? Antonino, ti posso fare gli auguri? Sono Ciao Mimmo. auguri a te. Auguri a te, a tutta la redazione. Io sono convinto che Salvini venga assolto, ne sono convinto. Però una sola cosa ha detto questa sentenza, e dirà questa sentenza, che
che non si deve fare come ha fatto per 30 anni Berlusconi, che ci si difende non dal processo, ma nel processo, perché la democrazia è questa, perché Berlusconi per 30 anni si è difeso ogni volta che qualche giudice gli metteva qualche sentenza addosso, era giudice comunista. Per l'amor di Dio, la politica è un'altra cosa, perché se tutti quanti avessero il potere di andare tutte le sere a Rete 4 e dire io sono io e il giudice è comunista, non va bene la democrazia. Io rimangono gli auguri, ti rubo pochissimi secondi, però ci si difende nel processo, ma non dal processo attaccando la magistratura. Ogni potere deve stare al suo posto, sia una lezione per la Lega, per tutti i partiti, sappiano i politici che ci si difende e si rispettano le varie gambe che mantengono questa democrazia. Tra queste la giustizia, che Piantedosi vuole distruggere, ma il potere giudiziario non può mai essere sottoposto e essere alla mercé di un Parlamento dove il 50% ha problemi con la giustizia, a prescindere dai partiti. Quindi smettiamole di occupare spazi che sono della magistratura da parte di tutti i partiti. Il politico di turno non deve mai giudicare un magistrato, come un magistrato non deve mai fare becco nella politica. Porterà i fatti in tribunale. Se ci sono fatti si è condannati, se fatti non ce ne sono si è assolti. E mai come questa volta sono convinto che Matteo sarà assolto, perché alla luce di decisioni scellerate politiche, lui sì che l'ha messa sulla politica, alla faccia di quelle povera gente, ma donne e bambini che stavano in mare. Però smettiamola di attaccare la magistratura, non mi sembra proprio il caso. Senti, io ti rinnovo gli auguri e ti ringrazio di avermi ascoltato. Prego, Silvio Berlusconi si è difeso nei processi, infatti ha avuto tutta una serie di assoluzioni. L'unica volta in cui, le 2 o 3 volte che è stato condannato, se non sbaglio, ha scontato anche la pena, perché vi vorrei ricordare che è andato a fare i servizi sociali a Cesano Boscone. Quindi non vedo dove sia il discorso. Detto ciò, la tua mi sembra proprio una silloge del pensiero post Mani Pulite, e io invece sono del parere che ci sia un uso politico della magistratura e che questo sia stato ampiamente dimostrato nel corso degli ultimi 32 anni. Pronto, chi è là? Sì, pronto, buonasera Antonino, io sono Cesare da Cremona. Ciao Cesare. Scusa se senti dei rumori, ma sto aspettando che finiscano di fare sport dei miei figli, sono per strada. Allora, innanzitutto un buon augurio di Natale a tutta Radio Libertà, che ascolto con piacere. La domanda che io mi faccio riguarda proprio quello a cui ti stavi riferendo tu in quest'ultima affermazione, ed è questa: è la politica che usa la magistratura o è la magistratura che usa la politica? Dal mio punto di vista non sarebbe la stessa cosa, perché se sappiamo benissimo che, come avviene in natura, non sono ammessi vuoti, la presenza di un vuoto è sempre riempito da qualcos'altro, e soprattutto quando si parla di potere c'è la necessità che ci sia uno strumento che utilizzi il potere. Ecco, io la domanda che mi faccio ultimamente, anche in seguito alla vicenda di Matteo Salvini, è proprio questa: è la politica che usa la magistratura o è la magistratura che è diventata la mente della politica che si sta sviluppando in Italia negli ultimi 20 anni? Ecco, vi lascio con questa domanda, mi farebbe piacere avere una tua opinione. Grazie. Ciao. Ti rispondo con un'altra domanda: per quale motivo ancora i centri in Albania non sono in funzione, quando invece l'Europa stessa li studia per poterli implementare all'estero? Datti una risposta. È molto semplice il concetto. Purtroppo nel 1992 in questo paese la voglia iconoclasta, ve le ricordate le monetine a Craxi, no? Il simbolico rogo, come lo chiamò lui, quello è stato l'inizio di tutta sta storia. La politica se l'è fatta sotto, la politica
ha dovuto rinunciare alle immunità, la politica ha dovuto rinunciare a dare le carte, la politica di pecora si fa, poi inevitabilmente deve sottostare, perché torna a ripetere, qui abbiamo il parere di un autorevole costituzionalista e la metto giù e lo traduco in termini molto banali. Matteo Salvini lo mandi a casa col voto o lo mandi a casa con un processo? Questo è il punto. Io voglio avere la libertà di mandarlo a casa con un voto se non sono convinto da lui. Perché se no dalla responsabilità politica passiamo a quella giudiziaria dei ministri. E se passiamo alla responsabilità giudiziaria andiamo indietro, molto indietro. È tutto qui il concetto. Altra telefonata, pronto? Chi è là? Buonasera, chiamo dalla provincia di Monza. Io le faccio una domanda, gentilmente se riesce a rispondermi. Elon Musk 3 settimane fa, quando ha detto alla magistratura voi ve ne dovete andare a casa, tradotto magari voi ve ne dovete andare a casa, secondo lei cosa voleva dire? Come che cosa voleva dire? Cosa intendeva Elon Musk dicendo una frase così dopo aver vinto le elezioni Trump, dopo 2 settimane se n'è uscito con questa frase? Cioè lei come la intende? Ma a quale magistratura ha detto dovete andare a casa? La magistratura italiana, ha parlato in italiano, cioè l'ha detto proprio rivolto alla magistratura italiana. Molto semplicemente ha criticato in maniera, diciamo così, molto colorita l'ingerenza o comunque l'eventuale sottotesto politico di questo processo. No, ma era in generale, non era riferito, io credo almeno, non era riferito al processo. No, lui stava commentando la questione del processo e poi anche il fatto che era stata impedita alla Meloni tutta la possibilità di implementare per esempio i centri in Albania e così via, perché naturalmente all'estero mica leggono solo Repubblica, vedono pure le cose per quello che sono. Chiaro, ecco, io dico solo abbiamo pazienza, almeno le cose stanno cambiando troppo tanto rapidamente, dobbiamo solo avere ancora una ventina di giorni, un mesetto più o meno di pazienza e poi sicuramente tante cose, tante pedine verranno messe al loro posto. Io dico, sono molto fiduciosa e questi messaggi... Ma guardi, le dirò che lo sono pure io a 30 giorni dall'insediamento di Trump, perché se ci fosse toccata quella che ride sempre, ma si immagina, a quest'ora eravamo già in terza guerra mondiale. Assolutamente sì. Altro Grazie che eravamo mille. qua a discutere sereni e tranquilli a quest'ora. Abbiamo solo un po' di pazienza e di fiducia, che sicuramente ne vedremo veramente delle belle. Lo penso pure io. Grazie mille, buonasera. Buonasera, allora, Lorenz, c'è qualche altra telefonata in coda? No, per adesso niente. Allora, vi leggo altre zappe che hanno scritto al 340-670-9659. Vorrei sapere del naufragio della Cateri Hades, noto anche come tragedia di Otranto o tragedia del Venerdì Santo del 97, qualcuno ha mai pagato? C'era Prodi al governo. Ancora, Mau, vergogna, ancora dopo anni sono in riunione e i giudici sono in camera di consiglio perché devono pur decidere. Ancora, Silvio da Torino, certo che un dibattito aperto, profondo e sereno come in questa radio altrove non c'è, complimenti e buon Natale. Ma solo alla radio, peraltro, tu puoi fare un dibattito, perché, scusate, ma voi, no, vi faccio sta domanda, ma voi riuscite a capirci qualcosa dai talk show attuali? Sono solo dei gallinai in cui si parlano addosso e un cacchio di ragionamento uno non riesce a svilupparlo. Niente. Ve lo giuro, io non li guardo più, per esempio. Ma anche lo stesso 5 minuti di Bruno Vespa, con tutto il rispetto, perché Bruno è immenso, mi piace tanto, è grande, d'accordo, però come fai in 5 minuti a squadernare un dibattito su una cosa seria, su un problema, sulla finanziaria, su quello che volete voi, su Stellantis, come fai? 5 minuti per noi, sì, però poi uno passa a Stefano De Martino e non è che ha capito molto
della situazione, per cui almeno io non ho capito molto, poi regà, ognuno. Dunque, andiamo a vedere che cosa è successo. Ecco qua. Allora, niente, a livello politico non c'è stato niente contro il governo Prodi per la Caferi-Rades, che era questo motopesca che era stato toccato dalla corvetta della Marina Militare Sibilla ed era affondato e c'erano stati 84 morti. Ho qua in mano Brindisi Report, ve lo leggo, quindi qua siamo alle sentenze definitive. La Corte di Cassazione, qua siamo nel 2014 per la precisione, la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi dei 2 imputati per la tragica collisione del 28 marzo 97 nel canale d'Otranto tra la corvetta Sibilla della Marina Militare e l'ex motovedetta albanese Caferi-Rades, che stava tentando di avvicinarsi alla costa pugliese con un carico di uomini, donne e bambini. I morti accertati furono 84. Le condanne per i comandanti delle 2 unità sono solo state parzialmente modificate. 2 anni al comandante del Sibilla, Fabrizio Laudadio, che era stato condannato alla Corte d'Appello di Lecce a 2 anni e 4 mesi. Namik Shaferi, che era al comando della Caferi-Rades uscita dal porto di Valona alle 16, la condanna definitiva è 3 anni e 6 mesi, mentre in appello la condanna era stata 3 anni e 10 mesi. I superstiti della strage del Venerdì Santo furono solo 37. Il PM della Procura di Brindisi, che condusse le indagini sul naufragio assieme alla squadra mobile, Leonardo Leone De Castris, dispose il recupero del relitto inabissato a 770 metri di profondità col suo carico di morti, affidandolo a un'impresa specializzata. Confermata alla Corte di Cassazione anche la responsabilità civile del Ministero della Difesa, che fu condannato dai giudici di secondo grado di Lecce a circa 2 milioni di lire di risarcimenti alle famiglie delle vittime. La diminuzione delle pene è stata determinata dalla prescrizione del reato di omicidio colposo, per la vostra precisione, perché tra l'altro si discusse se era un blocco navale, ma in realtà il governo Prodi disse che non era un blocco navale, ma era un pattugliamento. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Chi è là? Pronto? Sì. Buonasera Antonella. Buonasera, allora, ben trovata. Mi sente? Sì, perfettamente. Ecco, allora io dicevo, quel signore che ha tanta pietà di quelli che sono rimasti nella nave, una cosa e l'altra, non ha pietà degli italiani che dormono nelle macchine perché non possono pagarsi l'affitto quando questa gente qui occupa i palazzi, hanno rovinato l'Italia, ma i giudici non vedono com'è ridotta l'Italia. Si pensi se tornassero i nostri ragazzi morti nelle gallerie in mezzo alla neve del 1915-18. Ma ci rendiamo conto che l'Italia non si salva più con questa gente, il PD gli dà ancora ragione. Ma chi è che vota ancora PD o i 5 Stelle? E quel signore lì è disgustoso, ma è veramente disgustoso, perché lui è sempre pizzica sempre. Va bene, vabbè, grazie. però attenzione, cerchiamo di non scadere nell'insulto, perché non è che è disgustoso, lui ha le sue opinioni e le espone, anzi meno male che le espone, perché se no qua parlare al coro dei fedeli non dà mai soddisfazione, insomma. È anche bene sentire che cosa c'è dall'altro lato, così uno si regola un po', ci mancherebbe, insomma. Poi lui ha la sua idea, la vede così, in questa maniera, che non bisogna toccare questo, non bisogna toccare quello. Io la penso in maniera completamente diversa, come la pensa in maniera completamente diversa anche lei. Viva Dio e la democrazia. O no? Finito. Va bene, allora 340 670 9659, sì, giusto. Per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, noi siamo qui in attesa qua sulle magiche onde di Radio Libertà, siamo in attesa della
sentenza che in primo grado riguarda Matteo Salvini, sempre per il processo Open Arms. Naturalmente noi vi attendiamo numerosi anche al telefono 0292947222 se avete voglia di intervenire, interloquire attraverso il telefono. Ormai si sono fatte le 19:21 minuti e 5 secondi, vediamo se nei prossimi 10-15 minuti avremo una risposta. Nel frattempo vi do anche qualche altra notizia, qualche altro aggiornamento, non soltanto per quanto riguarda la questione Salvini. Ecco, un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Pronto, ciao, sono Leandro da Varese. Ehi, Leandro, che si dice? Carissimo, io guarda, ti ascolto tantissimo, ma non voglio disturbarti perché preferisco ascoltare te che parlare io. Quindi ma veramente mi pagano per parlare con la voce. gente, quindi non disturbi, poi sai. Ho avuto il piacere di andare da un amico, mi ha fatto vedere sul video la tua persona. Ho detto, ti avevo inquadrato così, perché io non ho la televisione che vede anche i programmi, io sento e basta. Quindi ricevo solo la tua voce e mi è sempre piaciuta e continua a piacermi. Mi piace non vederti ma ascoltarti, valutare con te quello che dici. E ti ringrazio di cuore per quello che fai, ma che ne fai tanto. Auguri a te e famiglia e spero io continuo a vederti. Ecco, per Senti, Salvini, ma che stai mangiando? Perché so che tu mi ascolti mentre stai cenando. Che si mangia stasera? Abbiamo cominciato con uno stuzzichino di speck con del pane particolare che arriva dall'Alto Adige, quindi solo un piccolo antipasto. Pan di segale? Di segale, sì, esatto, quello misto, no? E poi adesso sta facendo del minestrone di verdura con i fagioli. Perché poi sai che cosa dicono dei fagioli Varese dintorni? Che sono cattivi. Io sapevo che i fagioli fossero come gli amici, parlano da dietro. La sapevi già, ecco quello. Però ecco, perché la sera si sta lì un po' di formaggio e poi basta, perché siamo già a tappo, quindi per questo va benissimo. Però senti, è piacere di poterti salutare, poi non ti chiamo più, ti ascolto e basta, mi fa piacere. Davvero. Perché non sei un conduttore, sei un amico. Lo so, questo è il bello della radio. Quando ti dicono questo vuol dire che è la radio, perché la forza immane della radio è questa. L'altra sera sai che mentre ero in onda c'è stato Claudio Madei che mi ha scritto che si stava facendo la trippa. Cioè, qualcuno può ridere, dice no, questo vuol dire che è la radio. Vuol dire che abbiamo costruito una comunità e questa è una cosa stupenda. Ma guarda, io ho qualche anno più di te, i prossimi sono 83, quindi di conseguenza la radio per me è sempre stata la compagnia per sempre, quindi la televisione la guardo ma non mi attira più di tanto. Il video me lo faccio io sentendo la voce della gente che mi fa il video. Il video non deve essere che mi impongono qualcuno, mi piace ascoltare e anche vedere poco. Sarò avanti con gli anni, ma è così. Ma io dirti un grazie e basta anche da parte di mia moglie che ti ascolta volentierissimo. Ti auguriamo un buon Natale a te e famiglia, con tanti auguri. Grazie allora, ancora. Buon Natale a tutti voi e i 200 euro anche per la signora che prima aveva detto che le davo forza, sono sotto il lavandino in bagno. Grazie ancora. Vedete, questa è la bellezza della radio. Noi siamo diventati una comunità dopo 906 puntate e quasi 5 anni. Noi siamo diventati una comunità e abbiamo delle opinioni e siamo un gruppo e questa è una cosa importante. Cavolo, quando arriviamo a 1000 lo facciamo un raduno, facciamo una cosa, inventiamoci qualcosa veramente per le 1000 puntate, tanto sarà fine maggio presumo, per cui a maggior ragione ci starebbe un qualche evento, non lo so, vediamo che cosa
ci inventeremo per il 1000 e non più 1000 di Zoom. Comunque, le 19, 25 minuti e 39 secondi, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questo speciale nel corso del quale ci attendiamo ovviamente di sapere da Palermo le decisioni del tribunale che deve dare appunto una risposta e portare a termine il primo grado del processo Open Arms che vede coinvolto appunto Matteo Salvini. Vi stavo dicendo le ultime notizie, sempre l'ANSA, manovra, il governo incassa la fiducia, altre divisioni nella maggioranza, fisco, pensioni, famiglia, casa, tutte le novità, tutti i bonus dal nuovo nato allo psicologo. Poi la povera Simonetta Cesaroni, via Poma, il GIP di Roma respinge la richiesta di archiviazione, signore e signori. Ancora la guerra, attacco con missili balistici su Kiev. Il Financial Times, Trump continuerà a fornire armi all'Ucraina. Trump già che c'era addetto alla NATO, vedete che dovete portare la spesa al 5% del PIL. Vediamo ancora che cos'altro sta succedendo, che cos'altro c'è che sta accadendo in questi minuti. Anche la DN Kronos apre ovviamente con il pomeriggio palermitano di Salvini, che ha fatto questa passeggiata, è andato anche alla Rinascente di Palermo, si è fatti i selfie con le commesse. Covid card, De Luca condannato a risarcire 609.000 euro alla regione Campania, scrive la DN Kronos. La decisione della Corte dei Conti che le ha ritenute un inutile doppione del Green Pass nazionale, il governatore impugnerò la sentenza. Ancora, sempre a DN Kronos, Milano investe su Striscia, mamma e figlio disabile scappa, arrestato. Il 60enne dovrà rispondere all'accusa di omissione di soccorso. Sci, Cass trionfa nel Super G della Val Gardena, la prima vittoria, la più bella. Vediamo ancora che altro c'è. Elon Musk che ogni tanto straparla, solo AfD può salvare la Germania, bufera a Berlino, il magnate si schiera col partito di estrema destra. Roberto Giardina, che conosce bene la Germania, spiegava appunto qualche giorno fa, se avete seguito il faccia a faccia con me, la settimana scorsa, sì, credo venerdì scorso, non vorrei sbagliarmi o inizio settimana, insomma diceva guardate che il 20% sono sicuramente dei neonazisti, ma l'80% sono un bel gruppo di incazzati che non hanno più risposte o che comunque non sono soddisfatti delle risposte dei partiti tradizionali. E anche questo dà da pensare, nelle uscite del tycoon. Ancora, vediamo che altro c'è. Giubileo 2025, il cardinale Zuppi, grande opportunità per esercitarsi nell'arte della pace. Sanremo 2025, Bonolis me l'hanno chiesto, ma ho detto che avevo gente a casa. Ugo si ritira, Morgan è dispiaciuto, potevamo fare la nostra canzone. Meglio i no, che l'ultima volta è andata a finire male. Vediamo che altro c'è. Lega di Serie A, Ezio Simonelli, nuovo presidente. Siamo ormai alle 19, 29 minuti e 31 secondi. Noi andiamo in pausa, torniamo con Eugenio Finardi, extraterrestre del 1978. Restate con noi, vediamo che cosa succederà a Palermo. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
A te la linea. E allora rieccoci qua, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, alle 19:34 minuti e 41 secondi per questo speciale di Zoom dedicato all'attesa della sentenza per il processo Open Arms. Questo era Extraterrestre di Eugenio Finardi. Devo rettificare, non è l'edizione del 1978, ma quella del 1990, per cui mea culpa, mea maxima culpa. E mi stiro anche qua la cravatta, perché che cavolo, la cravatta però è del 76. Va bene, allora, eccoci qui, andiamo a vedere che cosa succede in quel di Palermo. E in quel di Palermo abbiamo due take di Sky TG24. Il primo, il sindaco di Palermo, in bocca al lupo a Salvini, a Matteo Salvini diciamo in bocca al lupo, perché credo sia giusto riconoscere alle istituzioni, quando si muovono come tali, quel profilo di discrezionalità che motiva scelte responsabili. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, parlando dell'attesa dell'esito dell'ultima udienza sul caso Open Arms, dove è imputato il vice premier, a margine di un evento organizzato da Gianfranco Miccichè per gli auguri di Natale insieme a Raffaele Lombardo e Renato Schifani. 0292947222 il telefono è aperto per voi, oppure 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliansi. Siamo vi dico anche che cosa ha detto sempre da Sky TG24 Renato Schifani. Attendiamo in maniera abbastanza vicina a Matteo Salvini l'esito della sentenza. Oggi gli ho mandato un messaggio, lui ha risposto. Il mio legame a lui, oltre che politico, è fortemente umano, perché lui è una persona splendida, estremamente garbata e sensibile. Io ho conosciuto un Salvini diverso rispetto a quello che può apparire. Così il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, parlando a margine di un evento organizzato da Gianfranco Miccichè all'hotel NH di Palermo, per gli auguri di Natale insieme a Roberto Lagalla e Raffaele Lombardo, evento al quale Schifani è stato invitato a partecipare. Abbiamo fiducia nella giustizia, procede, quindi in questo momento aggiungere altre parole sarebbe scorretto. Io mi fido della giustizia, ho preso atto con piacere che Salvini ha assunto una posizione correttissima, non è mai mancato alle udienze, non ha mai polemizzato, sta dando un esempio, conclude Schifani. Andiamo avanti, aspettiamo, intanto ancora abbiamo l'intervento del ministro Piantedosi. Questa è l'ANSA, l'apertura dell'ANSA, attesa per la sentenza, Salvini rischia 6 anni, Piantedosi nessun effetto sul governo. Vediamo un po' che cosa ha detto il ministro Piantedosi, eccolo qua. La sentenza sul caso Open Arms non influirà in alcun modo sul governo, se ne dice convinto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi all'uscita del comune di Caivano, Napoli, dove ha preso parte a una riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Nella maniera più assoluta, ha ribadito il ministro ai cronisti, non so quale sarà, ma non influirà sul governo. Secondo voi, a questo punto io lo chiedo a voi, secondo voi questa sentenza finirà invece per influire sul governo? Chi potrebbe profittarne da un punto di vista politico, non tanto nel governo, che naturalmente immagino farà comunque scudo attorno al vice premier, ma chi potrebbe tentare di sfruttare questa sentenza a livello parlamentare? Questa è anche un'altra domanda che mi permetto di porgervi. 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, oppure 029294 7222 se avete voglia di intervenire attraverso il telefono. Diamo anche un'occhiatina alla BBC. La BBC dice che oh, come somiglia il tuo costume al mio. Allora, vabbè, intanto i repubblicani stanno cercando di evitare lo shutdown, il blocco appunto dei servizi pubblici legato all'anno fiscale e così via, ma
In particolare, ecco, siccome no, Trump era quello brutto, cattivo, vedete, parliamo ancora un po' di immigrazione, vi porto un momentino in America, visto che ora mancano 30 giorni, tra l'altro, a questo fatidico 20 di gennaio e all'arrivo di Donald Trump, anzi al ritorno di Donald Trump nella Casa Bianca. Bene, siccome il porco, quello schifoso, quello che ce l'ha con i migranti, quello che è razzista, quello che è fascista, signori, quello che è il fascista, bene, batte la BBC. Le espulsioni dagli Stati Uniti sotto Biden superano il record fatto da Trump. Delle autorità sull'immigrazione americana hanno riportato, hanno espulso l'anno scorso il più ampio numero di immigrati senza documenti in quasi un decennio, sorpassando il record del primo mandato di Donald Trump. Pensate che nel 2023 sono stati cacciati dagli Stati Uniti 271.000 migranti. Questo non lo dico io, lo dice lo United States Immigration and Customs Enforcement, insomma l'agenzia delle dogane, potremmo dire, in questo report che è stato rilasciato quest'oggi. Il presidente Joe Biden nel 2021 si era impegnato a porre un alto là alle espulsioni, ma la sua amministrazione ha finito per ampliarle a seguito appunto anche di un aumento di attraversamenti illegali del confine. Circa l'82% di questi 271.000 clandestini che sono stati espulsi nel 2023 sono stati arrestati appunto dalla polizia di frontiera. Trump, tra l'altro, si è impegnato a lanciare la più grande operazione di espulsioni nella storia al suo ritorno il 20 gennaio. Naturalmente queste promesse hanno tutta una serie di sfide, sia logistiche che finanziarie da affrontare, quindi anche questo. Matteo Salvini è stato assolto perché il fatto non sussiste. Giovanni Sallusti, il direttore responsabile, è qui con noi. Giovanni, ci sei? No, non c'è ancora. Benissimo, tra poco arriverà. Comunque Matteo Salvini è stato assolto perché il fatto non sussiste, signore e signori. Quindi questo è l'esito del processo Open Arms. Quindi, ve lo ripeto, Matteo Salvini è stato assolto perché il fatto non sussiste. E a questo punto, ora tra poco avremo con noi anche il direttore responsabile Giovanni Sallusti, poi avremo anche un paio di ospiti, vedremo se riusciremo a entrare in contatto con il direttore del giornale Alessandro Sallusti e con Daniele Capezzone, ma lo vedo già qui il nostro direttore responsabile. Giovanni, a te la linea. Eccoci qua, Antonino. Allora, è appena uscita la notizia con cui apre il Corriere della Sera, Repubblica, a cascata arriveranno tutti. Matteo Salvini è stato assolto nel processo Open Arms perché il fatto non sussiste. E come diti è a caldissimo, non possiamo che definirlo una buona notizia, ma ovviamente ancora prima che per motivi di appartenenza politico-culturale, per motivi strutturali, no? Che riguardano la tenuta della democrazia, cioè non bisogna avere paura a volte di scomodare paroloni quando è il caso, no? I paroloni sono tali quando sono fuori luogo, ma in questo caso era oggettivamente in ballo la tenuta della democrazia, no? Per una serie di trascurabili motivi che avevamo riassunto anche in questi giorni, no? Ci eravamo permessi di riassumere. La separazione dei poteri, l'autonomia della politica, esatto, il diritto-dovere dei governanti di realizzare il mandato ricevuto dai governati in quel rito trascurabile anch'esso che sono le libere elezioni, no? E tra l'altro, come dite, solo in Italia poteva accadere che un politico di primo piano, un ministro, dovesse rispondere di aver tenuto una certa linea su uno dei fenomeni chiave dei nostri tempi, che è l'immigrazione, non nella sua declinazione fisiologica, che è un tutt'uno direi con le vicende umane, no? Ma nella sua declinazione patologica del traffico di esseri umani e dell'immigrazione clandestina fuori controllo. Nessun altro paese occidentale capiva l'esistenza di questo processo.
cioè magari la capiva Richard Gere perché faceva la photo opportunity con i migranti, no? Ma lì siamo ai passatempi milionari, ma nessun paese, tant'è che Salvini l'altro giorno, che era con i colleghi del gruppo dell'Europarlamento dei Patrioti, diceva: non faccio fatica a spiegare quello che mi sta accadendo, e insomma diciamo che è una notizia che ripristina i fondamentali, se vuoi, no? Ripristina l'ABC di uno Stato di diritto e forse speriamo da oggi una più normale convivenza tra potere politico e potere o ordine giudiziario. Questo però Giovanni, sai, così a botta calda, fammi fare un attimo il machiavellico della situazione. Devi. Ipotesi A: questa è la fine di quel lungo trentennio cominciato con Mani Pulite e magari ora la politica avrà il coraggio di riprendere il suo posto. Ipotesi B: questa sentenza, tutto sommato, i giudici di Palermo dicono: vabbè, senti, noi ti assolviamo, però il concetto è che nell'assolverti diamo anche un segnale al tuo collega Carlo Nordio e gli diciamo: vedi che cerca di andare un po' tranquillo con la riforma della magistratura. Tu cosa ne pensi? Sì, capisco cosa vuoi dire, e tra l'altro non ci stupirebbe un machiavellismo, no, da quelle parti, che non sarebbe la prima volta che vediamo, come dirti, agire con quelle logiche non strettamente del codice. Quindi insomma, potresti aver ragione. Al momento mi tengo la buona notizia, mi dice il nostro ottimo Lorenzo dalla regia che dovremmo avere in collegamento con noi il direttore del giornale, corretto? Alessandro Sallusti. Sei con noi, direttore? Sì, buonasera a tutti. Bentornato su Radio Libertà. Siamo qui con il nostro Antonino Danna a commentare la notizia freschissima dell'assoluzione di Matteo Salvini perché il fatto non sussiste. Qual è la prima reazione di un giornalista come te, espertissimo di cortocircuiti politica giustizia? Questa come la inquadri? Ma guarda, è certamente una bella notizia. Credo che probabilmente è la prima volta che un assalto giudiziario alla politica finisce a vuoto, non ottiene il risultato che si era prefisso, perché io ovviamente sono molto felice per Matteo Salvini, lo abbraccio, ma il problema non era Matteo Salvini, il problema era se la politica, l'azione di governo può ancora essere libera dai condizionamenti della magistratura. Questa sentenza dice di sì, ne prendo atto con gioia. In questo paese si può ancora fare politica, dove fare politica significa rispettare gli impegni presi con gli elettori in campagna elettorale, nei limiti e ovviamente di quello che prevedono le leggi, la Costituzione e quant'altro. Resta una grande amarezza, perché in quel tribunale Salvini non ce l'hanno portato i giudici, ce l'ha portato la sinistra italiana, certo, concedendo l'autorizzazione a procedere. Per cui questa è anche una enorme sconfitta della sinistra italiana, è una lezione su cui dovrà riflettere. E mi spiace dirlo, ma in questo c'è anche artefice di quella decisione fu anche Matteo Renzi, che ieri giustamente ha esultato per il fatto di essere stato assolto da un'ingiusta inchiesta che lo riguardava, ma che su Salvini invece lo consegnò all'agonia dei giudici. È una delle pagine secondo me più nere della carriera di Matteo Renzi. Indubbiamente. Volevo anche chiederti, visto che tu l'hai sezionato più che raccontato, no, il sistema, come dire, il sistema politicizzato della giustizia, che è quello su cui, come dici tu, la sinistra ha sempre scommesso anche in questo caso perdendo. Ma, come dire, incasserà senza fare un plissé no, si immagineranno una reazione, cioè chiusa davvero? Beh, è un brutto colpo, certamente è un brutto colpo, perché su questa vicenda si erano saldati la sinistra giudiziaria, la sinistra politica, anche la sinistra sociale. Non mi ricordo quante organizzazioni più o meno fintamente umanitarie si erano costituite parte civile in questo processo.
per cui sicuramente è un duro colpo. Dopodiché non lo so, certo, non è gente che si arrende al primo incidente. Certo, comunque noi mettiamo a referto la buona notizia, quantomeno no, per chiunque si definisca liberale. Ti ringraziamo di essere stato con noi, immagino che dovrai fare la prima pagina e mille altre cose, quindi Esatto, ti lasciamo al tuo lavoro. grazie. Ciao direttore. Certo, però io a questo punto mi chiederei, c'è un giudice a Palermo oppure c'è ancora una magistratura politicizzata? Questa è veramente la domanda di stasera, no? Se vuoi. Devo dirti che è una domanda che viene spontanea, ma che in realtà secondo me ci fa uscire da certe caricature, no? Cioè anche noi, nei nostri editoriali, nelle nostre analisi, nella nostra cronaca quotidiana, non abbiamo ovviamente nessuno compulsus sui può dire che l'intera magistratura italiana è politicizzata e agisce, no, con una bussola politica. Che ci sia una parte di magistratura non solo politicizzata, ma espressamente organizzata in correnti che si riferiscono all'area di sinistra fin nel nome, invece è neanche una tesi, no? È una constatazione fattuale. Allora, evidentemente, a Palermo non si è ragionato con quella logica ideologico-correntizia, ma nel merito dei fatti. Il merito dei fatti, ora ci mettiamo questa mini medaglia, ma che poi non è nostra, ed è dell'avvocato Bongiorno, perché noi stamattina abbiamo ritrasmesso la sua ringa difensiva, perché chiunque volesse stare ai fatti, erano tutti lì i fatti erano riassunti lì, e riguardavano un'azione politico-amministrativa, peraltro uguale a altre azioni dello stesso governo che sono andate invece sempre bene, andavano sempre bene. Quella non andava più bene perché si stava per saldare l'alleanza PD 5 Stelle, dai, possiamo dirlo tra adulti, ce lo possiamo dire, no? Che era quello. Sì. E quindi questo è stato, ma se tu stavi al fatto non potevi che dire che il fatto non sussiste, come ha detto il giudice di Palermo. E questa è credo, diciamo così, anche un sospiro di sollievo. Però sai, mi piace pensare che le cose in questo paese possano cambiare e che magari questa infinita transizione cominciata nel 92 sia davvero alle battute finali. E poi perché è altrettanto vero che, come diceva appunto, io ho letto questa intervista al sussidiario.net del professor Mario Esposito dell'Università del Salento, cioè l'idea che i ministri siano politicamente responsabili è quello che ci ha permesso di essere uno Stato moderno. Se si fosse tornati all'idea che i ministri fossero tornati a essere giuridicamente responsabili, penalmente responsabili davanti ai giudici, sarebbe stata quantomeno inquietante questa sera. Che ne pensi? Sì, avrebbe, diciamo, plasticamente sdoganato, no, una cosa che hanno sempre praticato ipocritamente. Su questo hai ragione. Se vuoi è anche la differenza con attacchi precedenti di quel sistema della giustizia alla politica, tipo quelli che ci ricordava il direttore del giornale, nel senso che gli attacchi, per me, e ormai credo sia abbastanza agli atti, no? Gli attacchi selvaggi, scomposti, strumentali, faziosi della magistratura politicizzata a Berlusconi provavano sempre a salvare la forma, no? Cioè come dirti, discutere questioni relative all'attività imprenditoriale, aziendale, finanziaria, ripeto, largamente strumentali, tant'è che sono il 99,9% è finito in nulla. Ma si provava a salvare la faccia. In questo caso si è provato proprio a mettere sul banco degli imputati la politica tout court, no? Cioè senza neanche un escamotage dal loro punto di vista. Cioè Matteo Salvini doveva rispondere della sua linea politica. Questa cosa poteva andare bene a Teheran, poteva andare bene a Pechino, non va bene in Italia, non va bene a Palermo e come dirti, se vuoi quella che è un'ovvietà in una situazione normale, in quella italiana che, come giustamente hai ricordato tu, da questo punto di vista non era una situazione normale da decenni, è un'ottima notizia, è oggettivamente un'ottima notizia. Decisamente. Credo che dovrebbe esserci una telefonata di Giulio Cainarca, se non sbaglio. Allora, però tra un po' sarà con noi.
che mi aveva detto che avrebbe fatto una telefonata, quindi vediamo un po' se arriva. La nostra valente regia appena ce l'ha ci informa e quindi ci informa dalla regia appena ce lo dicono. Trasformiamo questa conversazione ad 1 una conversazione a 3. Io ti volevo chiedere questo, Giovanni, dal tuo punto di vista, ma adesso questo che cosa significa per la Lega dentro il governo? Più peso? Beh, questo è molto allora sì, quantomeno simbolicamente sì, ovviamente sì, perché questa diciamo vittoria giudiziaria, che è ipso facto una vittoria politica perché era un processo politico, avviene tra l'altro su un tema chiave, non solo della contemporaneità, ma dell'agenda del centrodestra, no? Del fronte liberal conservatore, che è il tema della gestione dei flussi migratori e del contrasto all'immigrazione clandestina, tema qualificante, no? Dell'agenda del centrodestra. Allora, dal punto di vista simbolico, la vittoria di Salvini credo gli dia ulteriore peso, soprattutto rispetto a certe tendenze un po' strane che ho visto in azione anche quest'estate, no? Cioè di portare in questa agenda del centrodestra delle posizioni che sul tema immigrazione e gestione dei flussi erano nel programma elettorale del PD, cioè non c'era un motivo politico per farlo. Ecco, da stasera direi che a maggior ragione non c'è nessun motivo per farlo. E questa mi sembra una prospettiva molto interessante, soprattutto anche per la tenuta dell'esecutivo. Sì, adesso si va davvero fino al 2027, come dice spesso Matteo Salvini. Al Credo telefono c'è esatto. Giulio Cainarca. Assolutamente. Ciao Giulio, sei con noi? Ciao Giulio. Ciao Giovanni, ciao Antonino. Io dico che finalmente, diciamo, come avete anche commentato voi, finalmente diciamo la politica si è ripresa il suo ruolo. E devo dire una cosa, spero che dopo questa sentenza, diciamo, sicuramente il pubblico ministero appellerà, farà ricorso, quindi ci sarà un altro giro giudiziario, però dal punto di vista politico io credo che sia molto importante che adesso si tirino le somme, no? Cioè si faccia una riforma della giustizia per quello che deve essere, dove i pubblici ministeri e i giudici siano una cosa separata. Si faccia una riforma della giustizia che garantisca ai cittadini e finalmente, mi sembra veramente dopo 30 anni, che si possa dire che la politica abbia acquisito un suo minimo di autonomia, perché comunque siamo stati sotto schiaffo per un periodo lunghissimo, no? Assolutamente. Quindi mi sembra che sia il minimo che possiamo dire sia stato raggiunto, no? Cosa ne dite? No, sono d'accordo, stavamo anche riepilogando questo, diciamo, tentativo, per dirla in modo eufemistico, questo squilibrio tra poteri, per dirla in modo più concreto, questo assalto un po' di un potere dello Stato a un altro che in questo paese è andato in scena fin da Tangentopoli, cioè fin dal 92, fin da quando si eliminarono i partiti storici che fondarono la Repubblica e particolare non irrilevante la tennero dalla parte occidentale, diciamo, cioè del mondo libero, che comunque non era un elemento così rilevante. Da lì in poi c'è questa deriva di cui parli tu. Col berlusconismo è stata palese, perché l'unica vera arma per contrastare il berlusconismo era appunto extrapolitica, era giudiziaria o mediatico-giudiziaria. Dicevamo che effettivamente in questo caso si è saltata anche l'ipocrisia di una mediazione, no? Cioè con Berlusconi c'era la finzione che tu lo aggredivi su contestazioni di reati relativi all'attività imprenditoriale, no? Qui invece si è proprio messo sul banco degli imputati un'agenda politica, una linea politica, un provvedimento politico. Fosse andata diversamente oggi, come dire, non c'erano grosse differenze qualitative tra l'Italia e la Cina. Metto a referto che grazie a Dio c'è ancora una differenza qualitativa tra l'Italia e la Cina. Ecco. Io spero che questa sentenza induca il governo e la maggioranza e il Parlamento, le forze di maggioranza, a trarre una considerazione, che si può fare una riforma della giustizia che non contempli, diciamo,
il dover assecondare in qualche modo garantire gli equilibri malsani che hanno garantito fin qui i rapporti tra la politica e la magistratura. Noi dobbiamo fare una riforma della giustizia che serva ai cittadini. Non ce ne frega niente dell'ossequio al potere della magistratura, non ce ne frega niente dell'ossequio al potere della politica. Questa sentenza che ha visto Salvini assolto, per me deve essere un lascia passare per una riforma della giustizia vera che vada nell'interesse di tutti i cittadini, che non sono né i magistrati né i politici, sono i cittadini qualunque. Quindi per me Salvini può intestarsi una battaglia fantastica, bellissima, di liberazione, diciamo, del condizionamento della magistratura sulla politica, ma a beneficio di tutti, non solo dei politici e dei ministri. E quindi questa vittoria di Salvini, secondo me, è una vittoria di tutti noi se riusciamo a trasformarla in qualcosa che serva a tutti, giusto? Condivido assolutamente, diciamo che il destinatario di uno dei principali destinatari di questa vittoria è il ministro Nordio. Questo potrebbe essere la conclusione del tuo ragionamento, esatto. Anche perché effettivamente non esiste una riforma mediana edulcorata all'insieme del compromesso della giustizia. Cioè nella situazione italiana o esiste una riforma della giustizia nel senso letterale, quindi che implica un rivolgimento proprio delle condizioni in cui viene esercitato il potere giudiziario oggi in Italia, o non esiste una riforma della giustizia. Sicuramente la vittoria di oggi in quel senso, al di là del rilevante destino personale di Salvini, ma in quel senso chiarisce questo out-out, ecco, e forse dà anche più margini di manovra al governo, o quantomeno è l'auspicio, e mi permetto di dire è anche quello su cui da Radio Libertà incalzeremo sicuramente il governo in modo costruttivo, come facciamo quando reputiamo che va fatto, ecco. Esatto, a beneficio di tutti, diciamo, no? Assolutamente. In questo senso. Gentlemen, se non abbiamo altri ospiti in scaletta, direi che possiamo trarre le somme di questa giornata alquanto elettrizzante. Che ne dite? Indubbiamente, direi di sì, anche perché insomma siamo partiti da stamattina, ricordavamo, rimandando in onda la ringa di Giulia Bongiorno, la cui unica conclusione, diciamo, logica era la sentenza di stasera. Quindi oggi è successa una cosa logica, che però in Italia effettivamente è un po' il cigno nero, soprattutto parlando di politica e giustizia, e quindi ribadiamo il fatto che è un'ottima notizia per noi, ma non solo per noi come comunità, anche appartenenza politico-culturale, come diceva Giulio, per noi in quanto cittadini italiani, sicuramente. Da domani vogliamo vedere non un arretramento ma un avanzamento anche sul tema riforma della giustizia. Ci concediamo stasera, a mio giudizio, un brindisi, un bicchiere, poi ognuno sceglie, diciamo, un bicchiere di vino, diciamo, perché oggettivamente si è segnato un punto di civiltà, al di là di tutto di civiltà. Giulio. Giustissimo, e io ripeto, spero che questa cosa qui metta in moto un meccanismo di attenzione verso la giustizia per tutti i cittadini comuni. Salvini ha fatto da apripista e noi lo ringraziamo per questo, e oltretutto lo ringraziamo anche da colleghi di questa radio, perché è un collega nostro. Assolutamente. Vive qui ed è un nostro amico. Quindi diciamo, da comune, io so che condivide questa nostra aspirazione, che tutti i cittadini possano avere una giustizia vera, giusta, come l'ha avuta lui oggi, come era giusto, perché l'accusa era mostruosa, era incredibile, era insostenibile. Però noi sappiamo che ciò che è insostenibile e che è mostruoso molto spesso nelle aule di giustizia riceve lo stigma della verità. Altro che. Lui l'ha avuto in questo caso, e quindi io spero che veramente possa essere uno sprone per tutti, e sono felicissimo questa sera per lui e per tutti noi. Allora, grazie al direttore responsabile Giovanni Sallusti, grazie a Giulio Cainarca, grazie a tutti voi che ci avete seguito questa sera. E ad Antonino Danna, e permettimi di dire grazie anche ad Antonino Danna, ovviamente. Ah, figurati Giovanni, siamo qua per questo. E allora noi ci salutiamo anche con una bella canzone, Enrico Ruggeri, Il mare d'inverno del 1984,
Appuntamento domani è sabato, domani c'è il garage dell'Alfista, se volete, lunedì c'è Zoom sempre alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Giovanni Sallusti, Giulio Cainarca e Antonino Danna. Buonasera.